Termina 2-2 la sfida tra Savio e rappresentativa Under 15. Nel primo tempo sblocca la gara per i Blues Sciacqua, quindi a ridosso del duplice fischio pareggia Costantini, mentre nella ripresa c'è il nuovo vantaggio firmato Tisba, a cui poi risponde Marciano su rigore allo scadere. Al termine del match abbiamo quindi analizzato insieme a mister Gianfranco Pesci la sfida del Vianello, partendo appunto dalla prima frazione di gara in cui il Savio aveva approcciato bene la sfida mettendo in difficoltà i suoi ragazzi fino a trovare il vantaggio per l'appunto con Sciacqua. Il gol che abbiamo subito è perché praticamente non hanno marcato ognuno il proprio uomo, sono stati presi alla sprovvista e sono stati bravi loro a batterlo subito. Dopo l'1-0 però sono venute fuori le qualità della selezione regionale, che è riuscita a chiudere il primo tempo sull'1-1 grazie al colpo di testa di Costantini. Ma i ragazzi sono stati eccezionali, perché poi non si è tirato indietro nessuno. È chiaro che mettere ogni volta che giochiamo mettiamo dentro 4-5 nuovi per problemi di ragazzi che vanno in prove e tutto quanto, però sono soddisfatto. Nella ripresa hanno portato qualità in mezzo al campo Terrinoni e Cascioli, ma anche Marciano è andato via via crescendo, creandosi sempre più occasioni. Sì, Marciano gli avevo chiesto praticamente di sacrificarsi da mezza punta e di andare a marcare il play avversario. E nel momento in cui poi siamo andati sotto di un gol, Marciano l'abbiamo liberato da tale marcatura e nello stesso tempo abbiamo giocato con 3 punte. A segnare per primo però è ancora il Savio, questa volta con Tisba, nuovamente sugli sviluppi di una palla inattiva. Come ti dicevo prima, praticamente le palle che vengono fatte in questa maniera, che arrivano in questa maniera, noi non siamo stati pronti nel marcare a uomo, che ognuno ha la responsabilità dell'uomo che deve marcare. Qui col gioco a zona che si fa praticamente nessuno è abituato a marcare. Anche questa volta però non è mancata la reazione della rappresentativa, che ha creato tanto nei minuti finali fino a conquistare il rigore con Caputo e metterlo a segno con Nicolò Marciano. Prima del rigore avevamo avuto altre 2 belle palle gol e nello stesso tempo non finalizzate, però ci siamo arrivati molto di più che nel primo tempo davanti alla porta. Pertanto questa è stata una crescita che piano piano più giocano insieme meglio è, si cominciano anche a conoscere. Savio è una bella squadra, una bella società e pertanto si vede che poi oltretutto stanno nelle prime posizioni di tutte le classifiche. La partita secondo me è stata bella, combattuta e noi stiamo in fase di crescita e pertanto dobbiamo fare partite con squadre buone che ci impegnano e sia anche con squadre un po' più grandi per quanto riguarda l'acquisizione dell'agonismo. È chiaro che questo gioco che stiamo cercando di fargli fare è un gioco che è un po' nuovo per loro. Quando offendiamo con l'inserimento da dietro o dei mediani o al di là delle ali o dei mediani o dei difensori, insomma, che siano fluidificanti. Non ce n'è uno che si tira indietro, insomma. Anche i portieri sono stati bravi, cominciano a dirigere i compagni e a avvisare di qualche pericolo che gli arriva e pertanto credo che questo risultato, al di là del risultato del 2-2, che sia stato un buon test per noi, insomma.